Buongiorno a tutte e a tutti. Io devo dire che sono sempre un po' a disagio nel presentare Raffaele Abbassare perché un po' le luci, io non riesco a vedere. ogni volta che lo vedo, ogni volta che lo ascolto mi trasmette sensazioni nuove, stimoli nuovi e soprattutto trasmette prospettive inconsuete e insolite. Diciamo che Raffaele ha cominciato con la linguistica, ma poi si è evoluto Ho anche in continuato. o involuto, non lo so. Tecnicamente lui è un linguista, però secondo me è un linguista che poi è diventato un po' un maître à penser, un intellettuale a tutto tondo, soprattutto sulla riflessione politica e sul disagio che questa provoca nella società civile. Nel libro che ricordava Franca, lui dice di essere stato all'inizio liberale e poi è diventato addirittura comunista, quindi pensate un po' all'evolversi di una situazione. Ma soprattutto lui è uno degli intellettuali che viene dal sud dell'Italia e ha conquistato il mondo, è proprio il caso di dirlo. L'anno scorso ho detto che mi ricordava un po' Chomsky, anche se a livello linguistico loro non vanno molto d'accordo. No. Però voglio dire, come intellettuale di frontiera e come intellettuale critico, credo che il paragone non gli nuoccia. In ogni caso, la sua capacità di penetrare i problemi gli vengono dalla linguistica, però lui acquista sempre uno sguardo da lontano, direbbe Levi-Strauss, uno sguardo da lontano che con sobrietà dice delle cose straordinarie. L'anno scorso ci ha intrattenuto su un linguaggio specifico di Trump e devo dire che tutti siamo rimasti un po' sconvolti perché non pensavamo, non arrivavamo a pensare che il linguaggio potesse produrre tanto senso politico e tanto dissenso. Questa volta invece lui ripartirà credo da Trump perché come farne a meno, ma farà un excursus generale sul che cosa la lingua e la semiologia del potere tenta di inculcarci a nostra insaputa. Attenzione, il linguaggio si trasmette come le cose fondamentali, per così dire, per preterizione, senza che ce ne accorgiamo, e quindi mette in noi una serie di contenuti anche inconsci, difficilmente sottoponibili al vaglio critico. Ecco, lui ci fa riflettere criticamente su questa preterizione che la lingua e tutto il linguaggio dei segni ci trasmette in maniera immediata e acritica. Diciamo che il suo sguardo da lontano ci fa capire più da vicino un sistema generale di significazione ed una semantica a cui non siamo sempre avvezzi e che spesso accettiamo acriticamente. Grazie a Raffaele, ti do subito la parola. Io vi prego di ascoltarlo e poi di fargli delle domande perché secondo me lui è molto vi sfruculia, come si dice a Roma, ma poi dopo questo sfruculiamento evidentemente ci sono delle reazioni. Gli diamo la parola subito in modo da poter guadagnare su qualche domanda poi alla fine. Grazie A te la mille parola, Nicola, Raffaele. grazie alla signora Colombo per le parole che avete detto e grazie per avermi reinvitato, perché credo questa sia la sesta volta che io vengo a Udine, sempre con grande piacere. Dimenticavo, è un vero amico di vicino lontano, ma questo è evidente. Ringrazio anche voi che malgrado il cambiamento di posizione oraria di questo incontro avete tenuto duro e siete qui. Io non vedo quasi nulla, però intuisco che non siete pochi e questo mi fa grande piacere. Nicola ha accennato che vorrei parlare del nuovo linguaggio del potere perché è in corso in questo ambito una rivoluzione inavvertita
che sta incidendo profondamente sui meccanismi del potere e alla quale corriamo il rischio di assuefarci. Certo bisognava aspettarsi che in un mondo di tensioni pesanti e drammatiche come quelle attuali ci dovesse essere qualche cosa anche sul piano dei meccanismi comunicativi, ma ciò che sta accadendo secondo me è di particolare gravità e quindi è bene analizzare e rifletterci accuratamente. Ciò che io vorrei cominciare a fare oggi, sottolineando che è piuttosto singolare che di questa novità si siano accorti soprattutto in Francia. Ad accorgersene è stata una studiosa molto illustre, componente dell'Académie Française, che si chiama Barbara Cassin, la vedete in fotografia, che di mestiere è una grecista, specialista di sofistica, la quale qualche settimana fa ha pubblicato questo libro, La guerre des mots, la guerra delle parole, di cui è più interessante il sottotitolo, Yeltsin, Putin e l'Europa, in cui sostiene che bisogna considerare il linguaggio di questi due uomini perché tutti e due assegnano sto citando, un'importanza estrema al linguaggio, credono nel suo potere e nella sua forza performativa. Su questa base Cassin descrive i modi in cui i due potenti usano il linguaggio e ravvisa fra di loro delle analogie inquietanti. A livello più elementare, per esempio, Trump ha pubblicato lunghe liste di parole che non si devono più usare negli atti pubblici. Questo si è letto sui giornali, lo sapete. Analogamente, Putin sostituisce il termine guerra con operazione militare speciale e ha creato una legge apposita che colpisce tutti quelli che parlano di guerra. Quindi la sostituzione terminologica è protetta da una legge. In questo modo sia l'uno che l'altro stanno creando una neolingua del tutto analoga a quella immaginata da Orwell, in cui il senso delle parole è non soltanto offuscato, ma completamente capovolto. Basti pensare all'accezione trumpista dell'espressione libertà di parola. Per noi europei libertà di parola significa una cosa. Gli americani, il gruppo di Trump, rivendica libertà di parola nel senso di dare completa libertà di espressione anche agli atteggiamenti più estremistici. Per questo i trumpisti considerano l'Europa un paese in cui la libertà di parola non c'è. È chiaro che si tratta di un rovesciamento di significati, cioè esattamente di ciò che accade nelle autocrazie e nelle dittature. Tra i due ci sono però importanti differenze secondo la Cassin. Putin si esprime, dice la Cassin, da sociolinguista esperto, perché è capace di rivolgersi di volta in volta a uno strato diverso di pubblico. Da un lato si presenta come autore di saggi storici, come quello in cui definisce l'Ucraina una parte della Russia storicamente e quindi giustifica il fatto che la Russia cerchi di impadronirsene. Dall'altro, cosa di cui noi italiani ci rendiamo poco conto, usa il cosiddetto MAT, e cioè un argot di bassifondi tipico della malavita, la cosiddetta FENIA, la mafia russa, basato su poche radici che fanno tutte allusione a organi genitali e a pratiche sessuali. Di questo noi nelle traduzioni dei giornali non ci rendiamo conto. La Cassin analizza dettagliatamente questo suo oscillare fra il linguaggio solenne e pomposo del grande capo e quello volgare e becero del delinquente, del malavitoso. Nel 99, per esempio, durante la guerra cecena, vi do soltanto un esempio che cita la Cassin,
annunciò che avrebbe snidato, cito, terroristi e separatisti finanche sulla tazza del cesso. Questo è un esempio elegante, naturalmente, perché nel suo linguaggio c'è di peggio. Per contro, come la Cassan nota acutamente, il linguaggio di Trump è quello di un imbonitore di bassa lega, che si rivolge agli americani con una lingua basica da teppistello, grezzo e ignorante, in cui si combinano frasi erratiche e parole vaghe. Voi stessi avrete notato che Trump dice delle persone che sono grandi, fantastiche, meravigliose, oppure che sono terribili, orribili. Cioè la sua aggettivazione è quella di un bambino di 6 anni, forse di meno. Dalla grammatica sciatta non riesce mai a tenere coerentemente il tema di un discorso, salta da un tema all'altro, che non è, secondo molti, segno di una specificità oratoria, ma piuttosto di un disturbo mentale sottostante. Ma quel che è importante è che i nuovi potenti non creano solo nuovi vocabolari, inventando nuove parole o distorcendo il senso di quelle che già ci sono, ma creano nuove retoriche, cioè apparati comunicativi nei quali il vocabolario, il linguaggio verbale si associa all'immagine, si associa al modo di presentarsi, al modo di rivolgersi all'altro, al modo di inventare dei miti e dei memi. Quindi si tratta di grandi pacchetti comunicativi che l'uno e l'altro conoscono, come è chiaro, perfettamente, che io chiamo per comodità retoriche, che sono poi nuove maniere, per dirla con la Cassan, di fabbricare mondi, ai quali mondi noi gradualmente corriamo il rischio di assuefarci. La prima di queste retoriche è il proposito che entrambi hanno di riscrivere la storia dei rispettivi paesi, cancellandone interi pezzi o rimodellandone del tutto altri. Ha cominciato Putin, che è autore di questo articolo, quello che menzionavo prima, che teorizza l'unità storica, il titolo vuol dire questo, di Russia e Ucraina. È un articolo di storia, chiaramente non scritto da lui, che porta però la sua firma e che costituisce la giustificazione, come dicevo prima, teorica dell'invasione. È uscito non a caso nel 21. Poi ha continuato imponendo la riscrittura dei libri di storia delle scuole, in cui la guerra in Ucraina è presentata come operazione speciale, l'Ucraina è dipinta come uno stato nazista e la Russia appare, secondo un antico mito che fa parte della cosiddetta idea russa, come una vittima accerchiata dall'Occidente. I nuovi manuali, per giunta, tendono a riaccreditare la figura di Stalin, che appare come un grande leader storico. Infine, ed è un'operazione che fa parte di questa retorica, il Cremlino ha imposto un unico testo ufficiale di storia per le scuole, uno solo per tutte le Russie, eliminando la pluralità di fonti e interpretazioni in quella che è stata definita una militarizzazione della storia. Per parte sua, Trump ha prodotto tra i suoi primi ordini esecutivi questo qui, che si chiama Restoring Truth and Sanity to American History, uno dei suoi primi atti esecutivi, che si propone di ripristinare, osservate, la storia e la sanity è il contrario di insanity. Insanity vuol dire pazzia. Quindi si potrebbe dire riportare la storia americana a essere integra e non folle. Per realizzare questo proposito, che rappresenta un ordine esecutivo, ha imposto la verifica in tutto il paese di 433 siti
parchi, musei, esposizioni, per garantire che esaltino, cito, il progresso del popolo americano e la grandiosità del paesaggio americano. In pratica si tratta di cancellare ogni segno della tratta dei neri e ogni segno del loro sfruttamento, delle fasi e delle aree di maggiore povertà e della persecuzione razziale. Tutto questo deve scomparire dalle didascalie di 433 siti nazionali. Tra l'altro, qui si vede uno dei siti in un parco che parla della schiavitù e quei cartelli sono stati rimossi o riscritti. Nel marzo 25 ha accusato l'insigne Smithsonian Institution, che conoscerete senz'altro, che è una organizzazione statale con sede a Washington, a cui fanno capo 21 musei, biblioteche, centri di ricerca e anche lo zoo nazionale, accusandola di subire, cito, l'influenza di una ideologia divisiva e centrata sulla razza e di promuovere narrazioni in cui i valori americani occidentali sono rappresentati come intrinsecamente dannosi e oppressivi. Nel frattempo ha fatto sparire, attraverso il suo ministro della guerra, come ora si chiama, Hegseth, dalle biblioteche e le scuole militari, ha fatto sparire 381 testi considerati negativi per la conoscenza del paese, tra cui, immaginate, la capanna dello zio Tom e persino l'autobiografia di Kate Blanchett, che si intitola Ero lentigginosa. In questo lavoro di riscrittura della storia, Trump ha lanciato anche alcuni miti, o se volete memi, perché si articolano poi come memi, circa la grandezza del paese e la propria insuperabile bravura. Cioè nessuno è come lui e nessun paese al mondo è come gli Stati Uniti. Usa per esempio con insistenza, sin dal suo giorno di insediamento, il mito, l'immagine di una nuova età dell'oro. Questa che vedete è un'immagine che si trova sul sito della Casa Bianca. Quindi non è più una propaganda personale, ma è in un certo senso un atto ufficiale. Si loda senza interruzione, scatenando così una spettacolare ondata di servilismo a cui assistiamo tutti i giorni. Qualche mese fa, come esempio di servilismo, i repubblicani del Congresso sono arrivati a dire che avrebbero visto di buon occhio l'idea che la Kennedy Center Opera House fosse intitolata Melania Trump. Un modo, cito, perfetto per riconoscere la sua passione per le arti. Parlo di Melania. Del resto Donald stesso ha dichiarato che non gli dispiacerebbe che sul Monte Rushmore, quello nel Dakota del Sud, sulla cima del quale sono scolpiti i testoni dei più grandi presidenti della Repubblica, si trovasse il posto anche per mettersi la sua di faccia. Nel frattempo il National Institute of Peace è stato ribattezzato col suo nome. Qui si distingue poco, ma se guardate nell'immagine grande vedete che adesso si chiama Donald Trump National Institute of Peace. Alla stessa maniera il Kennedy Center ora si chiama The Donald Trump and John Kennedy Center. Le due intitolazioni sono state immediatamente collocate, cosa che pare non abbia precedenti nella storia degli Stati Uniti. Qualche giorno fa l'aeroporto di Palm Beach è stato intitolato a suo nome. Quindi la Malpensa ha dovuto aspettare che Berlusconi fosse deceduto. In questo caso invece l'intitolazione avviene in vita. Intanto progetta, come saprete, un arco di trionfo per Washington,
perché è rimasto impressionato da quello di Parigi e ne vuole uno che sia ancora più grande. Il New York Times, che segue con estrema attenzione le imprese bizzarre o folli di quest'uomo, segnala di continuo l'apparizione di nuove facce di Trump nei siti più diversi. Qui ne dà una lista: sulle carte di credito, sulle monete, sui simboli, aquile dappertutto, e persino recentemente su una tiratura limitata di passaporti. Ci sarà chi avrà un passaporto degli Stati Uniti con la faccia di Trump. In questa sfrenata ricerca di supporti mitici, Trump non esita a utilizzare le religioni. Si può immaginare che lui sia il meno credente di questo mondo, dato il passato che gli conosciamo e dato quello che forse c'è scritto o documentato negli Epstein Files. Però ha istituito alla Casa Bianca un ufficio per la fede, di cui qui si ha un documento, predicatori di tutte le specialità che lo incontrano e gli poggiano la mano sulla spalla come fosse illuminato da Dio, perché lui si considera e si vende come protetto da Dio, essendo sfuggito a un attentato, anzi a 2 attentati. Partecipa alle giornate alla National Day of Prayer, che è stata istituita qualche anno fa, perché la nazione preghi tutta simultaneamente e assicurandosi così la protezione di Dio, e naturalmente ne approfitta per lanciare una Trump Bible che costa solo $60. Quindi l'affarismo è l'ultimo capitolo di questo meme religioso. I suoi lo imitano. Hegseth costringe i militari ogni volta che li riunisce davanti a sé a pregare alla fine dei suoi discorsi. E l'ultima volta, poco conta che l'ultima volta, credendo di citare un versetto di Ezechiele, abbia citato invece una battuta di Pulp Fiction, cosa di cui non si è resa conto. Una seconda retorica consiste nell'esaltazione della forza nelle sue forme più brutali. Tema frequentissimo dei discorsi di Trump, che si spingono anche ad alludere a stermini e morte, cioè la forza che arriva fino alla distruzione e alla morte. Al momento del suo insediamento, il ministro della difesa, che come sapete è stato poi ridenominato nella guerra, autore di libri di questo tipo, grondanti ideologia guerresca, ha sostenuto che è urgente recuperare, cito, presso i nostri guerrieri. I soldati negli Stati Uniti ormai si chiamano warriors, guerrieri. Bisogna recuperare l'atteggiamento guerriero, perché lo scopo delle forze armate non è quello di proteggere, ma è quello, cito, di produrre letalità. Un termine, letalità, che ricorre frequentemente nei discorsi di Hegseth. In una conferenza molto conosciuta che ha tenuto il 30 settembre scorso davanti a tutti i generali del paese, convocati per l'occasione da tutto il mondo, Hegseth ha ridicolizzato, cito, le sciocche regole di ingaggio militare adottate dai paesi occidentali, sostenendo che bisogna abolirle per slegare le mani ai nostri guerrieri. Cioè i nostri guerrieri devono essere liberi di fare quel che vogliono. L'opposto della forza è evidentemente la debolezza, la weakness, che è trattata come mancanza, come manchevolezza, come insufficienza. Parlando prima dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 21, a poca distanza dalla Casa Bianca e rivolgendosi a migliaia di suoi sostenitori, Trump disse: non riprenderete mai il nostro paese con la debolezza.
bisogna lottare facendo l'inferno e se non combattete con tutte le vostre forze non avrete più un paese. Alla stessa maniera, in un'intervista che ha rilasciato a Politico a fine 25, Trump ha descritto l'Europa come un gruppo di nazioni, cito, in decadenza, guidate da persone deboli, e ha definito debole il Papa, come sapete, ultimamente. Qualche mese prima aveva addirittura accusato l'Europa di non essere in grado, per la sua debolezza, di difendersi da sola, e l'aveva addirittura accusata di voler, cito, fottere, il termine americano screw è parecchio più pesante, di voler fottere l'America. Una terza retorica consiste nel presentare l'avversario come non umano, usando un vasto catalogo di forme disumanizzanti. Gli esempi più importanti di questa retorica non provengono tanto dall'ambiente americano, quanto da altri comparti del potere, come quello russo e quello israeliano. Il 21 marzo del 22, Dmitry Medvedev, che è uno dei principali aiutanti di Putin ed è stato anche un suo sostituto a un certo punto della storia russa, ha attaccato il governo e l'elite politica polacca definendoli una comunità di imbecilli politici, di vassalli inetti agli Stati Uniti, di imbecilli anglosassoni, di degenerati, di affetti da demenza senile o da sindrome di Napoleone. La sindrome di Napoleone è quella di chi si illude di impadronirsi della Russia, ma ne finisce poi prigioniero e vittima. Nel 2024 Medvedev ha avvisato gli ucraini che Kiev potrebbe diventare, cito, un'enorme poltiglia grigia. Più avanti, nel 25, a proposito della resistenza degli ucraini, ha dichiarato che, cito, un'urgente campagna di derattizzazione risolverà il problema. Meglio ancora se portata avanti dalle stesse persone che un tempo nutrivano quei disgustosi ratti grigi dalla lunga coda, cioè meglio ancora se portata avanti dai russi, che nutrivano quei disgustosi gatti grigi dalla lunga coda. Nell'altro teatro di guerra contemporaneo, quello israelo-palestinese, non si contano le formulazioni disumanizzanti da parte di molti esponenti dell'estrema destra del governo. Bezalel Smotrich, che è ministro delle finanze, in risposta all'uccisione di 2 coloni israeliani nel villaggio di Uwara in Cisgiordania nel 2023, ha spiegato che lo Stato israeliano avrebbe fatto meglio a raderlo al suolo il villaggio. L'anno scorso aveva dichiarato, peggio ancora, che era, cito, giusto e morale far morire di fame 2 milioni di abitanti di Gaza finché gli ostaggi israeliani non saranno restituiti. Convinto com'è che a Gaza serva l'annientamento totale, cito, si è spinto a offrirsi come boia, si è offerto come boia per portare a termine il lavoro. Anche le uscite di Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, sono pesantissime. Ben-Gvir è quello che ha richiesto misure punitive contro i detenuti palestinesi e gli accusati di terrorismo e che ha chiesto di rendere più dure le condizioni carcerarie per i palestinesi e fra i promotori della recentissima legge approvata pochi giorni fa che stabilisce la pena di morte per i palestinesi che offendano o uccidano un israeliano. Questa pena, come sapete, è unilaterale perché gli israeliani possono uccidere tutti i palestinesi che vogliono.
se sono militari avendone l'impunità, mentre l'inverso è punito con la pena di morte. La pena di morte significa impiccagione e per questo, quando la legge è stata approvata, c'è stata una gran festa che si è fatta, come vedete in questa immagine, con gran cappi che sono sia esibiti fisicamente. La signora che si vede è la signora Limor Sonar-Melach, vicepresidente della Knesset, del Parlamento israeliano, che esibisce un cappio e porta al colletto un cappietto d'oro, una spilletta, e il motivo del cappio, che riconoscerete è un motivo tragico, non è affatto divertente per noi, si presenta anche in quest'altra immagine, perché l'altro giorno Ben-Gvir ha fatto 50 anni e gli è stata offerta una festa, una torta con disegnato un gran cappio. Un aspetto specifico di questa proclamazione, di questa retorica, è quindi la proclamazione dell'odio. L'odio non si tratta solo di hate speech, l'odio è dichiarato a gran voce, è esibito con gesti, è praticato in tutte le forme. Trump, per esempio, ha schernito in più occasioni persone handicappate, come si vede in questa immagine estratta da un video, dal video si vedrebbe con maggiore espressività. Ha offeso giornalisti e giornaliste durante l'intervista accusandoli di essere sciocchi, impreparati, di essere parte di giornali falliti. Ha accusato a proposito anche il New York Times di essere un giornale fallito, ha indicato con nome e cognome le persone su cui vuole che l'FBI indaghi e pubblica, come vedremo più avanti, da mesi decine di video elaborati dall'intelligenza artificiale in cui in vario modo dileggia i suoi avversari. Le sue accuse possono essere in qualche modo e in qualche caso tremende. Per esempio, e sono comunque risalenti, rappresentano un'abitudine o tendenza risalenti alle sue origini. Già nel 2016, nel pieno della sua prima campagna presidenziale, parlando del rischio che Hillary Clinton, sua avversaria democratica, potesse nominare giudici alla Corte Suprema favorevoli alle restrizioni sulle armi, disse: Hillary vuole sostanzialmente abolire il secondo emendamento della Costituzione, quello che permette l'uso delle armi agli americani. Se lei dovesse scegliere i suoi giudici, non c'è niente che possiate fare, gente, o forse, sto citando, una cosa da fare sì. La gente del secondo emendamento saprebbe cosa fare. Questa frase, che è un po' criptica per noi, significa: chi fa uso delle armi, appellandosi al secondo emendamento, saprebbe bene che cosa fare di Hillary Clinton nel caso che fosse eletta presidente. Nell'aprile 2025 ha raccontato con mimiche espressive che i leader di molti paesi si presentano da lui per baciargli il culo, scusate l'espressione, ma è una citazione, per chiedere una riduzione dei dazi. E il 21 settembre 25, in occasione del funerale di Charlie Kirk, l'estremista MAGA, capo del movimento Turning Point USA, ucciso da una persona che non sappiamo ancora perché l'abbia fatto, ha dichiarato: Charlie non odiava i suoi avversari, questa è la differenza fra noi. Io odio i miei avversari e non voglio il meglio per loro. Io odio i miei avversari. Credo che sia la prima volta nella storia moderna dopo il nazismo che una frase simile venga detta
da un capo di Stato in pubblico. Però la cosa si è ripetuta. Quando sono stati trovati i corpi del regista Rainer e di sua moglie, uccisi dal figlio nel dicembre 25, Trump ha immediatamente scritto su Truth Social che la morte dei due era, cito, presumibilmente dovuta alla rabbia che ha causato agli altri con la sua enorme, incessante e incurabile afflizione, causata, attenzione alle parole, da una malattia che paralizza il cervello, nota come sindrome da deragliamento di Trump, Derangement Trump Syndrome. Ha inventato persino una malattia per giustificare le sue asserzioni. E quando qualcuno gli ha chiesto se di quella frase si fosse mai pentito, ha dichiarato: no, non sono affatto pentito, io non ero un suo fan, era una persona squilibrata. E ha aggiunto: pensavo che fosse molto dannoso per il nostro paese. Peggio ancora, quando qualche giorno fa è morto Robert Mueller, il direttore dell'FBI durante gli attacchi dell'11 settembre e successivamente procuratore speciale a capo dell'indagine sul cosiddetto Russiagate, Trump, qualche giorno fa, è del marzo 26, la morte di questa persona, Trump ha pubblicato un altro post dichiarando: Robert Mueller è morto, bene, sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti. Una quarta retorica è quella del nemico interno, the enemy within, un'espressione, come qualcuno di voi ricorderà, molto amata da Stalin. La categoria dei nemici interni per Trump è molto vasta perché comprende persone malate, cito dalle sue parole, radicali di sinistra, pazzi o anche esseri non americani. E non è raro che Trump prometta a questo o quello dei rappresentanti della categoria dei nemici interni la morte, pubblicamente. Nel 2018, prima della sua prima elezione, in un discorso tenuto presso uno stabilimento industriale, ha attaccato i democratici perché non avevano applaudito abbastanza durante il suo discorso di pochi giorni prima. In quell'occasione descrisse il loro comportamento come non americano per non averlo applaudito, badate bene, e aggiunse: erano come morti e non americani. Qualcuno lo definirebbe tradimento. Possiamo chiamarlo tradimento? È una citazione. Comunque sono colpevoli di comportamenti sediziosi ai massimi livelli e dovrebbero essere arrestati e processati e persino puniti con la morte. Dichiarazione di Trump. Nell'estate del 20, mentre il paese era scosso da manifestazioni di protesta per l'assassinio di George Floyd, Trump disse: questi delinquenti, la parola inglese è molto più violenta, thugs, che significa teppisti, delinquenti disastrosi, è una parola estremamente violenta. Questi delinquenti mascalzoni stanno disonorando la memoria di George Floyd e io non lo permetterò, perché quando iniziano i saccheggi iniziano le sparatorie. Poi, diventato presidente per la seconda volta, ha reso ancora più pesanti tutti questi motivi. L'11 novembre del 23, parlando dinanzi a una platea militare in occasione del Veterans Day, disse: vi promettiamo che estirperemo
i comunisti, i marxisti, i fascisti e i teppisti radicali di sinistra che vivono come una verminaia, like a vermin, all'interno del nostro paese. Vivono come una verminaia, che mentono, rubano e imbrogliano con le elezioni. Un'altra delle retoriche di Trump, specifica sua, è quella che si concentra nella parola retribution, che è un falso amico perché non significa affatto retribuzione, ma significa in inglese, in particolare in inglese americano, ritorsione per vendetta. Quindi se vi promettono una retribution negli Stati Uniti, non vi fidate, non vogliono darvi dei soldi, vogliono vendicarsi di qualcosa. Uno dei motti di Trump, usato sin dal discorso della seconda inaugurazione, è I am your retribution. Io sono la vostra vendetta. Un tema che riappare di continuo nei suoi discorsi successivi. Da qui non si contano le sue promesse di licenziamento, di punizione, l'espressione punishment e firing, punizione e licenziamento, sono frequentissime nei suoi discorsi, di cancellazione di persone, di posti e di istituzioni intere, fatte e ripetute continuamente. Interi popoli sono oggetto dichiarato del suo odio e della sua retribution. Molti paesi, come l'Afghanistan, Haiti, la Somalia, sono stati dichiarati come paesi abitati da persone dal basso QI, dal basso quoziente intellettuale. E in taluni casi sono stati definiti hellholes, buchi d'inferno, o anche shitholes, di cui mi risparmierete la traduzione. Molti di quelli che tentano di entrare negli USA dagli America Latina sono bad hombres. Per lui ama queste mescolanze sprezzanti di lingue. Di molti popoli e persone dichiara lo scarso quoziente di intelligenza con nome e cognome. Ha un basso quoziente di intelligenza Kamala Harris, il governatore della California Gavin Newsom, che di recente ha ribattezzato spregiativamente Newcam, risparmiatemi la traduzione, ed è una sua abitudine quella di creare nomignoli sprezzanti per questo o quello, a partire dal famoso Sleepy Joe per Biden, Joe l'addormentato. Ha un basso QI la giudice della Corte Suprema Ketanji Brown Jackson, una giudice donna nera che gli è stata spesso contraria, ha un basso quoziente di intelligenza, ha un basso quoziente di intelligenza Robert De Niro, quindi la gamma, la varietà degli imbecilli per lui è vasta ed è costituita tanto da persone quanto da interi paesi. Persino l'Iran, paese come sapete dalla civiltà antichissima, è trattato alla stregua di un paese di barbari. Il 1° aprile 26, cioè pochi giorni fa, in una delle fasi della guerra che ha scatenato insieme a Netanyahu, ha dichiarato: li colpiremo molto duri, cito, nelle prossime 2 o 3 settimane. Li riporteremo all'età della pietra da cui provengono. All'età della pietra da cui provengono. Dichiarazione pronunciata dal presidente di un paese che compie fra qualche giorno 250 anni. Il 7 aprile 26, qualche giorno dopo, sempre a proposito dell'Iran, ha annunciato
un'intera civiltà morirà stanotte per non essere mai più riportata in vita. Qualcosa di rivoluzionariamente, revolutionarily, avverbio impossibile forse anche in inglese, qualcosa di rivoluzionariamente meraviglioso può accadere. E più tardi, martedì, si parlava di bombardamenti in Iran con vari obiettivi. Ha enunciato questa cosa come un giorno di festa. Martedì sarà il giorno dei ponti e poi delle centrali elettriche. Tutto insieme in Iran. Aprite il fottuto stretto, pazzi, o vivrete all'inferno. Dovete solo stare a guardare. Lode ad Allah. Naturalmente c'è una tale mescolanza di toni, di approcci, di livelli discorsivi, sprezzante, finto religioso, minaccioso, che non si può non sospettare la discontinuità tematica, come noi diciamo da linguisti, è segno sempre di qualche tipo di disturbo. Perché l'essere umano, anche il meno istruito fra di noi, tende, sia pur brevemente, a costruire discorsi tematicamente omogenei. Questo è un esempio spettacolare di discontinuità continua. Ad ogni frase si salta a un livello diverso. Lode ad Allah si conclude, che è chiaramente un insulto gravissimo. L'ultima retorica di Trump che vorrei illustrare è la carnevalizzazione continua di eventi e persone, soprattutto suoi avversari, accompagnata alla presentazione di se stesso come supereroe invincibile. Ricordiamo tutti l'atroce video su Gaza Beach. Qua se ne vede un passaggio, il momento in cui 3 bambini di Gaza provenendo da un ambiente distrutto dalla guerra passano per un pertugio e arrivano a intravedere una spiaggia meravigliosa. Più tardi, con una delle sue tecniche, quella di oltraggiare gli avversari, ha presentato sul sito della Casa Bianca, sul suo sito personale, gli Obama come 2 scimmie. Vi prego di osservare che non è da poco, una uscita di questo genere. È straordinariamente pesante, eccezionalmente pesante. Successivamente, nell'ambito della carnevalizzazione, ha pubblicato questo che sembra un manifesto serio, ma che indica le 2 strade che la Groenlandia può prendere, o in direzione degli Stati Uniti o in direzione del Polo Nord, cioè verso l'abbandono e la glaciazione. Ancora peggiore è questo, dove lui si disegna con una corona regale in testa come un pilota militare che si mette in volo per inondare di sterco, quella che vedete è la caduta di una massa di sterco, sulle diverse manifestazioni No Kings che si sono avute nei mesi scorsi. Un'altra è questa, Trump Superman, che è molto frequente, si presenta in varie forme anche sul sito della Casa Bianca. Trump come Gesù Cristo, questo è sul sito della Casa Bianca. Chiaramente l'istituzione è intaccata dal fatto di pubblicare delle follie come questa. Più tardi, siccome è stato accusato anche da alcuni dei suoi predicatori, che come ho detto hanno un ufficio stabile nella Casa Bianca, si è corretto dicendo che non voleva apparire come Cristo, ma come un medico salvatore,
però curiosamente ha la tenuta tipica di Cristo, è una serie di subsimboli, tra i quali inoltre, non so se si vede, il personaggio a sinistra, che qui in una versione corretta, in una versione il morente, è molto somigliante a Epstein. Quindi può significare non tanto che lui lo sta resuscitando, quanto ovviamente che lui l'ha fatto morire. Come vedete si tratta di una semiotica estremamente complessa e non è ancora finita. Uno dei più recenti è questo qui. No more Mr. Nice Guy. A proposito degli italiani, non più bravi ragazzi. Su uno sfondo di un paese bombardato e distrutto appare lui investito di tutto punto con un mitra in mano. Come dire, finora sono stato un bravo ragazzo, ora sono pronto ad ammazzarvi tutti. Questo discorso ci avvicina alla conclusione, però non posso trascurare il fatto che questa tempesta di retoriche si serva, oltre che di immagini, ne abbiamo viste alcune, tra le decine e decine che si potrebbero citare, anche di una spettacolare produzione di messaggi social. Il New York Times ha calcolato che nel solo 2025 dal sito personale di Trump sono usciti 6.168 post. E l'altro giorno, in uno di questi, per dire che questo atteggiamento è sempre attivo, Trump ha sostenuto che se Rudolph Giuliani, suo ex avvocato, attualmente in ospedale, se Rudolph Giuliani è in ospedale, la colpa è dei democratici che lo hanno costantemente osteggiato. Tiriamo le somme e concludiamo. Che cosa hanno in comune tutti i campioni di questa neolingua, di questo nuovo linguaggio del potere? Sono, per vie e chiavi diverse, tutti quanti convinti portatori dell'idea di essere leader di paesi superiori specialmente all'Europa, anzi all'Unione Europea, cioè all'Europa occidentale, che è una terra in declino, termine che compare nei discorsi di tutti e tre e soprattutto nei discorsi americani e russi. A confronto con la Russia, l'Unione Europea è una terra corrotta in marcia, non illuminata da spiritualità. Sembrerebbe bizzarro, ma è uno degli aspetti portanti di quella che gli specialisti chiamano idea russa, il fatto che la Russia sia spiritualmente superiore al resto del mondo. Rispetto a Israele, il suo popolo non è eletto. Rispetto agli USA è un continente weak, debole. Il nuovo linguaggio del potere è quindi essenzialmente un linguaggio dettato dal disprezzo. Per questo si serve di modalità discorsive che nel dopoguerra non si erano più viste dall'epoca di Hitler e Stalin e che sembrerebbero piuttosto adatte a un mondo di gangster e di teppisti. Questo è il motivo per cui il New York Times, giornale coraggioso, tutt'altro che in declino, ha documentato l'altro giorno che ha acquisito negli ultimi anni 13 milioni di abbonati online. Nella crisi generale della stampa è tutt'altro che un segno di declino, anche se Trump lo ha accusato di essere in declino e lo ha portato in giudizio accusandolo di averlo diffamato per non so quanti miliardi di dollari. Trump ha il repertorio più vasto e più raggelante di queste modalità discorsive. Minacce, promesse di vendetta, la famosa retribution, continue attribuzioni di colpe e di rappresaglie. E questo è il linguaggio di un malato mentale, come sospettano molti,
oppure è veramente la nuova lingua del potere? Io credo che siano vere tutte e due le cose, ma che tra tutte e due sia preminente la prima, cioè è il vero nuovo linguaggio del potere. Il linguaggio di Trump è certamente estremo e in quanto estremo può essere interpretato come prodotto di una mente allo sbando, ma lo stesso linguaggio è condiviso da Putin, da Netanyahu e dai suoi, che di certo non sono affatto disturbati mentali. Sono gente che sa benissimo quel che fa, quel che dice e perché lo fa e perché lo dice. La mia conclusione è che la politica, specialmente il potere, è entrato in una fase, in una sfera nuova in cui il vero e il falso, il serio e lo scherno, l'invettiva e lo scherzo si scambiano tra loro fino a confondersi. Avrei concluso con la parola fine, poi mi è venuto in mente che potevo dare un piccolo esempio meno drammatico e meno inquietante dei precedenti, che riguarda che questo linguaggio è arrivato anche da noi. E con questo piccolo esempio che faccio passare sullo schermo 6 secondi, concludo e vi ringrazio. Grazie. 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 Vediamo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa. Grazie tante. Raffaele, però scusa, tu non puoi scappare. Ci devi fare qualche esempio di questo linguaggio anche italiano? No. Dai. Non l'ho preparato e non è il contesto perché No, nazione... mentre questi signori rappresentano, determinano ciò che accade nel mondo, nel pianeta intero o quasi intero, la signora finale determina solamente ciò che accade qui dentro e quindi non è allo stesso livello. Questo tappeto è una delle cose più pericolose che mi siano mai capitate. Domanda provocatoria, perché la Meloni parla sempre di nazione e mai di repubblica? Mi stai portando fuori tema, eh? Devo rispondere? Sì, dai. Beh, è un tentativo di ridare significato alle parole, no? Qualcuno di voi avrà letto un libro che si chiama Lingue del Terzo Reich, scritto da un certo Klemperer, che era il direttore, il fratello, era un filologo, fratello del famoso direttore d'orchestra Otto. Questo signore, che rimase in Germania per tutto il nazismo, salvando non so come la pelle, ha registrato giorno per giorno quali parole stavano cambiando significato. Le parole stavano le stesse, come freedom of speech nell'inglese americano, ma il loro senso cambiava. La nostra presidentessa, fa nel suo piccolo un'operazione somigliante. Paese evoca una dimensione popolare di sinistra, di popolo che può essere in rivolta, perché il popolo si rivolta. La nazione non può essere in rivolta, perché è un'entità astratta alla quale si associa l'idea di unità etnica o etnico-culturale. E si sa che nelle più varie epoche della storia, a Malta, a Rodi e in altri luoghi dove arrivava l'ordine di San Giovanni e successivamente l'ordine di Malta, c'erano le nazioni, cioè le case alle quali si rivolgevano i cavalieri provenienti da una certa zona. In certe università ci sono ancora adesso
le nazioni, cioè case a cui si rivolgono gli studenti che vengono dalla Pomerania, oppure dall'Alta Scozia, oppure dalla Cornovaglia in Inghilterra, faccio per dire. La Pomerania ovviamente non c'entra con l'Inghilterra. In questo caso il discorso è somigliante. Nazione evoca un'etnicità che paese non evoca ed è priva di ogni possibile significato di sinistra. Io credo che questa lezione ce la porteremo addosso per molto tempo e il guaio è che c'è molta gente che si affida a questo linguaggio. Io lo sintetizzo così. Un americano un giorno mi ha detto: ma l'hai vista la Nike di Samotracia? Io ho detto: non la voglio vedere. Spero che anche voi non vogliate cadere in queste trappole linguistiche di trasposizione e soprattutto grazie a Raffaele da parte di tutti noi per questo grande sguardo critico sul linguaggio e sulla semiologia del potere. Grazie.